Oh, ciao ragazzi, sono io, il vostro investigatore Indul Pepper della Sardegna. Stiamo andando a Ingurtosio, un paese minerario abbandonato. Incredibile! Ragazzi, questa missione è una missione gigante. Lo spero, perché non siamo ancora arrivati. Ma noi stiamo andando, ragazzi. Oggi è 23 settembre 2017 e stiamo andando lì. Ragazzi, andiamo all'intro! Andiamo! Andiamo forza, dai, let's go! Siamo arrivati. Aspetta che non siamo ancora. Siamo arrivati ragazzi, siamo arrivati. Ex ospedale in Gortoso. Ci andiamo. C'è anche un ex ospedale di Gortoso abbandonato, ragazzi. Guardate. Eccolo qua, benvenuti alla missione, ragazzi. Guardate. Sarebbe questo qua. Aspetta che non siamo ancora arrivati. Sono ancora un po' di fuori da vicino. Ecco, vedi, adesso siamo molto vicini. Guardate questa casa! Misteriosa! La porta puntita. La casa delle Una streghe! finestra puntita. Che bello! Ragazzi, questa missione è cominciata. Stiamo iniziando. Adesso cerchiamo un parcheggio e andiamo subito a esplorare. Andiamo ragazzi, andiamo. Forza! Stiamo allontanando. Let's go! Oh, siamo arrivati ragazzi. Ecco qua. Adesso noi qui dobbiamo vedere poco a poco la situazione, se troviamo quello che noi abbiamo visto nella foto dove vogliamo sperimentare questa miniera. Però non penso che sia questa qua. Vedi, perché questo è un museo. Però noi chiediamo informazioni. Andiamo subito ragazzi, vediamo. Però guardate che bello. Prova a chiedere. Sì. Però non era cavoli, cioè quindi tipo questa è la parte qua. La cavoli l'ho trovato più giù su questo. Infatti abbiamo visto poi adesso miniere, via già, non sei però, in effetti, ma che vanno l'atto? Sì. Ah, È dell'Igea però, ho capito. Via già. E quindi come si accede?
con No, da fuori potete... visite... No, per sapere per un'altra Ma volta. qui o giù? Siccome anche il Monte Vecchio è dell'Egea, però so che ci sono delle visite guidate. Sì, come Invece, quindi nella Caudi? Nella Caudi lo potete vedere solo da fuori, esternamente. E quindi non ci sono biglietti come per il Monte Vecchio, visite guidate. Questo è un cantiere minerario, le visite sono Capito? Ok, invece qua c'è il museo. Qui c'è un museo, abbiamo varie strutture all'interno, abbiamo mostre di minerali, mostre fotografiche, attrezzature, filmati originali, testimonianze, una parte della chimica, documenti originali. Bella, va bene. E quanto costa il biglietto qua? Qua 5 euro se lo fate da soli, con la visita guidata 7. Capito, vabbè, Con le magari cuffie anche da soli. Sì. Vediamo un po' la... torniamo dopo, guardiamo dall'esterno, Ok. va bene? Sì, solo Grazie. esternamente. Grazie, arrivederci. Che bella lì. Non dice che non si può entrare dentro, ma che così si sbuco dentro e vi controllare la situazione. Andiamo. Oh, siamo arrivati. Eccoli lì. Il posto minerario. Guardate. Che bello. Cos'è questo? Se ci mettiamo con il bastone. Entrare. Sono proprio turisti, Sì. guardate, Sì. guarda. Adesso ci mettiamo il bastone, ragazzi, perché dentro mi serve il bastone. Sì. Aspetta, torno subito. Ok, cosa c'è qui dentro? Guardate, c'è una specie di passaggio sotterraneo. Un pozzo! Guardate! No, ci posso credere! Guardate! C'è un pozzo! Sì. Poco sbucare, facciamo sbucare questo. Cosa vedete, ragazzi? Non posso bello. Ragazzi, avete visto qualcosa dentro? Incredibile, c'è un pozzo molto gigante. Che cosa? E l'acqua invece. Incredibile. Bene, adesso noi proviamo a sbucare dentro, ragazzi, ok? Forza, andiamo. Guarda, qualcuno! Guardate che bello. Ecco qui siamo il tunnel del diavolo. Posso entrare qui dentro? C'è qualcuno? Rispondete. Dopo di te. Vediamo poco. Guardate. Qua, una bottiglia di plastica. Questa la portiamo via perché sta inquinando. Scendiamo la pila. Ok, c'è anche questa. Perfetto. Continua la casa. Sì, certo, continua. Guardate, tutte cose che hanno fatto tutti i miniatori. Chiusa. Qui è chiusa. Guardate, qui c'è anche una piccola lanterna. Stiamo attenti anche per terra che questo. Guardate, una piccola lanterna qui c'è. E basta, accendi. Ah, aspetta, ti do la pila. Aspetta, ce l'ho, forse ce l'ho. Ah no. Tieni. Ecco qua, si esce da lì. Qui c'è una lanterna. Guardate. Lanterna, ragazzi.
E questa cosa, che cos'è? È un tubo, un tubo. È un tubo, guardate, è incredibile, che bello. Guardate. Guarda quanto. Guardate che passaggio. Guardate che passaggio, vedi, si esce da qui e si torna indietro. Sì, esatto. Proseguendo, stiamo. Sempre guarda, sempre in terra ragazzi, perché che non ci potrebbe essere le crepe, dei Possono burroni. essere anche animali. Qui finisce. Guarda la lanterna ragazzi, vedete? Guarda la lanterna. E si esce da qui. Bene, prima il tunnel esplorato. Oh, guardate che bel colore, che bella terra, grazie Dio, Vedi che ha creato la madre terra per farci vedere queste bellezze. Cavolo. Qui c'erano tutti. Ah, qui finisce già. Ma vedete, questi sono tutti i passaggi dove i miniatori venivano a lavorare. Una bottiglia da. Una bottiglia da ubriacone. Non ci posso guarda. credere. Secondo te queste erano delle cose che servono per far scorrere il materiale? Tipo, vedi? Sì, questo Sì. lo saprà bene, ma ce l'ho polastri. Sembrano dei supporti per diciamo, dei recipienti che contenevano i minerali. Vedi? Che poi le Cioè, facevano che sto uscire. facendo? Mi devo mettere i guanti. Non posso mai esplorare senza i guanti. Qui c'è un buco. Ah, questo è rimasto fuori. Aspetta ragazzi, controllate. Guarda anche da qua, guarda. Che è più in alto. Ah no. Perché è più profondo. Eccolo poco. Dall'altra parte. Lì è profondo. No, Comunque. no, da questa parte. Ci vedo. No, troppo profondo. Ok, andiamo dall'altra parte. Dai, andiamo subito. Dall'altra parte, ragazzi. Proviamo a mettere subito i guanti, Che stiamo salendo adesso nella scala. Oh, nella miniera. Ecco. Guardate. Lì c'è un passaggio. Si entra là dentro, ragazzi. Oh. Guardate che bello. Che spettacolo. Vedi, si deve fare il giro. Vedi, da sopra. Poi la vediamo. Adesso facciamo tutto doppio. Ma le fai di San Paese. Guardate. Guarda che bella questa. Ci sei anche tu principale. Ci sei anche tu. Ok, si prosegue. Andiamo. Cosa c'è qua dentro? Cosa vedi? I tunnel che ci sono, ragazzi. Qui è chiuso. Guardate che bello. Che posto micidiale. Qui che c'è stato un cratere. Un cratere. Ecco un passaggio segreto. Un altro passaggio sotto ah no. Non è proprio. Però è un'entrata, una piccola galleria dove si porta. Qui c'è un pozzo. Ah no. Non è un Sì, pozzo. sembra un posto tipo per lavare. Sì, una lavandina. Girare.
guardate che posto. Nara cavoli. Lo sai che mi viene un dubbio. Sì? Che di oggi mo passiamo e scattare. Ah. Inizia, ti immagini. Dai, no, non ci sono, dai, non c'è nessuna sicurezza. C'è una pietra! Questo è importante, ragazzi! Sta gocciando acqua! Avete visto? Sta gocciando acqua, ragazzi! Là! Però questa la voglio prenderla! Questa è una una pietra mineraria! Bellina. Guardate! Sì, bella, molto bella. Ah, è vero, sta facendo l'acqua. Ah, hai visto? Ah, ci sono delle filtrazioni della... Sì. Tipo da fare l'acquifero. Che figo. Però si potrebbe fin sopra, vedi? Questa pietra, ascolta, è bella! No. Questa qua, ragazzi, perché come mai è tutta arancione? Forse è perché ci sono materiali ferrosi, cose così. Sì, ferrosi, sì. Ok, si prosegue, ragazzi. Ho preso questa pietra come ricordo. Possiamo andare sotto. Guarda questo, sta per cadere in testa. Aiuto. Dio. Le ferriate per farsi cosa impiccare. Ah, tipo... Minchia, aprite tipo quella so. porta. Anzi, so. Guardate, queste che cosa serviranno? Queste... Ma tipo il macellaio di non aprire quella porta. Hai presente? non ho visto questo. Che ti impiccava al gancio. Dolore. Che bello. Queste sono le conche? Gli archi? Sì. Archi. Giornate splendide, veramente. È un posto veramente molto meraviglioso, ragazzi. Le miniere di... dimmi il paese. Allora, il paese è Ingurtoso e il villaggio Le miniere è di... Naracauli. Le miniere di... cos'è? Naracauli Ingortoso. sarebbe come dire... Di cauli. Di cauli. Devi dire cauli. Naracauli. Maracauli. Nara. Naragauli. Oh, Naragauli. Ma che finisce non qui. sia Naracauli. Che delusione, non c'è proprio niente. Io volevo avere un tunnel lungo, pauroso del posto di Batman, i pipistrelli e tante altre cose. Ma sale su. Vabbè, saliamo su, vediamo poco a poco cosa scopriamo. Però che delusione. Possiamo passare da qua o da là? Ah, ok. Saliamo. Che dobbiamo arrivare anche a quella cima dove c'era quella casa, ti ricordi che c'erano lì? Sì. Abbiamo detto che per arrivare nelle finestre bucate dobbiamo salire da sopra. Ah, ok. Poi anche a destra dobbiamo andare. Prima abbiamo fatto il centro e poi Guardate! a sinistra. Qui c'è una specie di codice. Qua 390. No, qua- 329. 4329. 329. 4002. Questa cosa vuole dire? Sarà la data. No. Dovrebbe essere. Guardate che belle queste rocce, che sono rocce, Sì, diciamo che sono. rocce minerarie. Come se fossero delle scale, sperando che non si sfascino. Guarda che belle. Stiamo salendo. Che bello, guarda. La madre terra, guarda che ha creato delle come si chiama, delle scale fatte di pietre e di rocce. Guardate che belle. Bello, sì. Prendi una foto.
Guardate quanto è lungo. Salire fin su, ragazzi. Fino a... ecco quella cosa che c'è là. Ok ragazzi, ho dovuto cambiare la macchina digitale che l'altra sta un po' creando problemi. E questa qua che mi ha prestato il mio collaboratore Max Teri. Questa è una visuale Full HD. Devo controllare bene appena monterò questo video come sarà la visuale. Incredibile. Full HD dovrebbe essere. Voi controllate e ditemi se che cosa ne pensate. Ah, lì c'è un passaggio. No, non c'è niente. È un po' come la doccia. Cosa si possa dire anche più sopra? Che panorama, bello. Ok. Poi proviamo a vedere. Ah, forse si passa da qua per andare sopra. Guarda, in cima. Andiamo in cima. Sì, guarda che siamo finiti di minerali. Pazzeschi. Interessante. Qui c'è un passaggio molto stretto. Sì, è un passaggio molto stretto. Sì, guarda, ecco un tunnel. Chi c'è? C'è qualcuno qui dentro? Siete morti qui dentro, miniatori? Posso? Mandatemi un segnale. Devo fare una galleria, eh? È una galleria, sì. Entriamo. Entra tu. Proviamo te dentro. Proviamo. Allora. Entriamo dentro la galleria. Guardate che galleria! Che bella! Sperando che qui la galleria si sfasci completamente. Scendiamo la pila. Ok. Sì, ma si può venire? Sì. Che bella. Ah, ecco là, si esce da lì. Oh, che bella, guardate questa galleria, un'altra galleria. Guardate. Un'altra galleria. E cos'era quello? Ah, è un pipistrello! C'è Batman! Che bellino, Batman! Ciao, Batman! Come stai? Tutto bene, Batman? Come stai, piccolo? Piccolo Batman! Devi muoverlo. Batman! Ciao! Come stai? No, ti prego, non scappare via perché tu mi devi dire da quanti anni tu sei lì, Batman? Ok? Batman, mi rispondi? Ciao! È grandissimo sto. Ciao Andrew, come stai? Tutto bene? Sto andando via perché sono di fretta! L'hai No! disturbato, meschino. Scusami, io non potevo farci niente, Batman. Io dovevo venire e fare una visita a te perché sei una persona molto importante. Persona, insomma. È un animale. Comunque, sto arrivando, Batman. Non scappare via perché se no mi arrabbio. Sto arrivando, Batman. Arrivo. Ok, Batman mi ha detto che lui è... Ah, eccolo! Sì, Batman. Ok. Sta tranquillo, è tutto a posto. Ok? Scusa, ma perché stai saltellando, Batman? Perché saltelli? Aspetta che ti filmo perché sei molto importante per me. Allora, bravissimo Batman. Che simpatico che sei. Perché sei messo con i piedi così? Così ci cadi. Poverino Batman! Non dovevi fare così! Maleducato! Usciamo. Mi sembra che ha voluto... Dai che non ho voluto mettermi in testa. Va bene, stiamo uscendo. Cattivo. Aia. Cattivo Batman. Sei veramente cattivo Batman. Non devi fare così. Bellissimo.
questo Batmino era un po' grandettino questo Batman. Comunque, vedete, siamo usciti da questa tunnel e mi ho incontrato il signor Batman. Che isterico. Va bene. Posizione qua. Incredibile. Si può scendere. Batman ha dovuto scontrarmi contro di me perché aveva scoperto di essere mi infastidito. Ma perché? Perché voleva scappare. Vabbè, pazienza. Andiamo. Sì, finisce qui. Andiamo a visitare un altro posto, ragazzi. Però aspetta, dovrei salire sopra. Dove? Devo capire come tu stai, No, devo tornare indietro completamente. Sì, ma io voglio andare là. Vedi quella cosa in alto? Ah sì, allora si gira. Forse qua, si sbuca qua dentro. Ah, no, da fuori. Sì, da fuori. Ah, eccolo, guarda. Ah, perfetto, si esce. Perfetto. Oh. Ok. Ecco, stiamo entrando. Stiamo sbucando da qui dentro. Era simpatico Batman. Mi ha voluto dire che era di fretta e quindi alla fine ha voluto girare verso di noi. Ma invece sbucavo fuori dalla luce, poverino. Ah, lo vedi? No, ragione io, dovevo passare dall'altra. Dove? Vedi che lì l'apertura. Dov'è la apertura? Non la vedo. Ehi là. Ah. Oh, va. Non si poteva passare. Ma dai, è troppo stretto. Vieni. Così vediamo il panorama dall'alto. Ok. Sembra una piscina che si utilizzava per pulire i minerali. Infatti vedi. Vedete che ecco. magari estraevano la roccia e i minerali, poi la mettevano qua in prima battuta e la pulivano e poi la trasportavano giù con i carrelli. Ah, ecco. Sì. Che bello. Però è completamente recintata. Però ho visto, c'è sempre acqua. Vedete che quella è acqua piovana. è acqua piovana, perché qui in Sardegna piove sempre, ragazzi. Piove sempre perché abbiamo scoperto, anzi, si sapeva già, che quando ci sono montagne, alberi e zone montuose, qui le piogge scendono a bontà e quindi qui piove, in città di meno. Guardate. Però lì guardate che grande incendio c'è stato, non ci posso credere. Che vandali, che non hanno rispetto sulla madre terra, ma se la prendono con me, chi non ha rispetto, perché io sono il principe Andrew Pepper. Stiamo esplorando tutto dall'alto, vedi, adesso vediamo quello che, come potete vedere noi avevamo questa costruzione tipo dalla parte destra, o meglio, il contrario, perché dal basso eravamo prima a destra e destra. Adesso dall'alto vediamo alla nostra destra, siamo partiti dalla nostra alla nostra sinistra, da parte. È accesa, ma sì, per caso il... Aspetta che sta Saranno dei poliziotti quelli. Vogliamo. Perché tanto noi non sto facendo niente di male, sono un documentarista e di youtuber e devo sperimentare queste miniere per far vedere a tutte le persone che sono iscritte nel mio canale, far vedere la bellezza di questa Sardegna che abbiamo sulle miniere. Non dovete mai preoccuparvi,
Io sono una persona buona che vuole aiutare il prossimo. Passaggio. C'è un passaggio. Il fatto è che è pericoloso per passare in questa ghiaietta, vedi? Sì. Però vabbè, potresti riprendere più da vicino. Vabbè dai, non c'è nessun problema, passiamo, facciamo il giro senza rischiare, perché la vita è più importante del rischio. Non c'è niente, Massi, finisce lì. Non vuoi andare? Certo, sarebbe un mistero, però sai come ci vogliamo. Può passare da qua. Questo è più roccioso. Dai, lasciamo perdere, andiamo a visitare altri posti migliori. Va bene. Andiamo a visitare. Guarda, Sì. Andrew, Sì? adesso puoi nuovamente inquadrare il posto dove dobbiamo andare dopo, che Sì. è quello, quella galleria. Ah sì, Da qui si vede che c'è anche una casa attaccata, vedi? sì, l'avevo detto prima. Andiamo a visitare quelle Però c'è una casa quelle attaccata. casette che ci sono là abbandonate. E anche quell'altra. Sì, tutto quello andiamo a lì sotto, visitare. sì. Sperando Vabbè, ci che ci vediamo sia tra qualche poco. passaggio. Tra poco ragazzi. Vai, let's go. Ah, qui fanno quello col mio. No, senza la. Sì, Ah, ma tu non dici la card. sì, certo, ti ho messo la card. Ma devo mettere la mia, è vero. Vabbè, Mettila. ormai non devo fare. Tu falle, tanto naturalmente è la tattica. Guarda questa specie di sente l'acqua. Sente l'acqua ragazzi. Bene. Ragazzi, c'è l'acqua! Che bello! La cascata dov'è? Fatemi vedere la cascata! Che bella! Grazie Dio dell'acqua! Aspetta che posso zoomare così lo vedete meglio ragazzi. Ok. C'è un passaggio sotterraneo lì. Due tunnel. Zona mineraria alta pericolo, limiti di sicurezza. È pericoloso, però per fortuna non abbiamo trovato niente di pericolo, perché anzitutto io sono abituato a entrare nei Siamo punti. saliti fin sopra, guarda, fino là. Sì, fino su. Vedete la struttura rotonda? Aspetta, indica? La struttura rotonda, quella con le pietre tutte dritte. Sì, siamo stati là ragazzi e non abbiamo trovato nessun pericolo perché io sono abituato a salire questi posti e quindi adesso Stavo andiamo. pensando, ma quella parte là dove c'è la Ah sì, quella che è tondo, sembra sì, tipo chiesa o tipo la- cappella. è tutto distrutto. Sì. Bene, Dove andiamo a siamo visitare altri punti, andiamo poco a poco. Andiamo poco a poco, dai, andiamo. Ecco, vedete, ragazzi, qui c'è il cartello per farvi vedere qual è la nostra missione di oggi. Eccolo qua. Arbus, turismo. La scritta che ci spiega che cosa è. Sì, infatti, Arbus, turismo. La leggo io. Ecco qua. Allora, la laveria di Neracavia, la laveria Brassei, dal nome del proprietario della miniera, l'inglese, allora, laveria Brassei allora, Sì. in inglese, pensavo fosse Brassei o Brassei, chiamata anche laveria Brassei, dal nome del proprietario della miniera, l'inglese Lord Thomas Alnat Brassey, entrò in funzione nei primi mesi del 1900 e fu destinata specialmente al trattamento dei materiali blendosi, la blenda è il minerale dal quale si estrae industrialmente lo zinco,
e come sottoprodotto anche cadmio, gallio e indio. Contemporaneamente furono approfonditi i pozzi maestri di Gennamari e di Ingurtoso. Si iniziò la costruzione del nuovo pozzo maestro a Lambert, si sistemarono con funicolare, fili aerei e ferrovie il trasporto in discesa alla laveria di tutto il materiale estratto nella miniera. Il nuovo impianto di preparazione meccanica dei minerali, altrimenti detto laveria, il cui scopo è di lavare o meglio di separare le parti mercantili mineralizzate dalla ganga quarzosa, è stato per anni tra gli importanti impianti idrogravimetrici della Sardegna. La laveria, più volte ristrutturata nel corso dei decenni successivi, è stata smantellata negli anni 70. Oggi rappresenta una delle più suggestive e significative icone del parco architettonico del patrimonio architettonico del parco geominerario. Ecco. Se volete ve lo leggo anche in inglese. The Lavery of Narracowley is also called the Brassey Lavery by the English Lord Thomas Arnott Brassey, the mine's owner. It started its activity in 19 for the processing of blend. The blend is a material from which zinc, cadmium, gallium and indium were extracted. At the same time, the main shafts of Gennamari and Ingurtoso were also deepened, and the construction of the new main shaft at Lambert started, and the transport of all the extracted materials towards the lavery was organized with funiculars, rails and cables. This new system of mechanical treatment of minerals, called washery, with the purpose of wash better and separate the mineral from barren material, has been among the most important washery systems in Sardinia for many years. The lavery had been refurbished many times, but in the 70s it was demolished, and now it represents one of the most impressive and meaningful symbol of the architectural property of the Mine Geopark. Oh yeah! Let's go! Ce l'abbiamo fatta! Oh! Siamo riusciti a... E c'è un'apertura là, l'hai vista? Fa niente. Perché potremmo prendere quella, potremmo entrare... Non so le aperture che vedi. Beh, era aperto. Potremmo scendere lì e il tunnel potremmo visitarla. Tipo anche lì c'era un tunnel. Ok, adesso dobbiamo cercare un tunnel, ragazzi, che possiamo sbucarci dentro. No, devi mandare in Ingurtoso, l'abbiamo detto così, scusa, non ti ricordi già? Ah, è vero. La casa del direttore. La casa del direttore andiamo, ragazzi. Del carabiniere. Del Carabiniere, del direttore della miniera. Ah, capito, il direttore della miniera, ragazzi. Aspetta, andiamo. Faccio fare la foto, aspetta. No, video, vai. Ah. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Sarebbe questo il palazzo. Sì, è quello stregato che stiamo dicendo. Esatto, però non si può entrare, perché? Non si può entrare. Oh, sembra che è tutto chiuso. Che delusione! Anche da qua. Sì, possiamo fotografare. Ragazzi, se volete parcheggiamo, facciamo qualche foto. No. Cosa ne dite? Non c'è mai delusione. Che fastidio ai capelli. C'è un borrone. Aspetta, metto là. Guardate che... Qua. Che disastro. Ci mettiamo qua. Guarda. Ok, all'ombra. Scendiamo e facciamo delle foto. Io voglio fotografare perché è un po' bella. Cioè quegli archi, capito? Troppo fighe. Che fastidio ai capelli. Andiamo a fare le foto. Ok, andiamo, vai. Queste cose. Ragazzi. Qua sono tutte delle alluvioni. Perché qui terremoti non ce ne sono, quindi colpa non è la natura che è colpa. Guarda, sono bombi. Guarda qui. Sì, ma si può scendere qui sotto. C'era un passaggio, l'ho visto io.
dell'orrore. Stai riprendendo? Sì. Vuoi farlo? Qui sotto! Signore, c'è qualcuno? Visto come ribomba, ragazzi. Bello, guarda. Proprio una casa antichissima, tipo stile del Novecento. Sì, guardate, sembra il castello di Dracula o della strega. Tra la fine dell'Ottocento e la fine del Novecento. Che bella. Mi sa che si può anche entrare, vedi? Sta stile Liberty. Guardate, si può entrare. Guardate come dentro, guardate. Una sedia. Si la riscontra. Guardate dentro. Vero? Bella. Vedi, qui c'è un'indicazione. Parco culturale Giuseppe Dessì. Questo però vedrò bene bene. Sì, aspettami solo. Guardate. Guarda qui. Associazione, gruppo Carradoris Sant'Antonio alla memoria di Giulio Speranza, giovane carabiniere, capo delle guardie e della miniera, vittima della rapina del 9 febbraio 1948, comune di Arbus, il 1 maggio 2014. Che bello! Avete visto? Ragazzi, la costruzione che stiamo vedendo è il palazzo della direzione della miniera di Gurtoso di Nora Cauli. C'è scritto nel cartello davanti al palazzo che il palazzo è stato costruito, che la costruzione dell'edificio iniziò nel 1870 e lo stile che vedete è uno stile nord europeo, in particolare germanico, a imitazione di quello appunto tedesco, perché appunto l'ingegnere era originario di quella zona. Sì. Quindi Massi? In riferimento a questa architettura tedesca, il riferimento a questa architettura tedesca è verosimilmente un omaggio all'ingegner Bornemann, originario per l'appunto di Eisenach. Il palazzo era destinato ad accogliere gli uffici tecnici e amministrativi delle miniere del gruppo in Gurtoso Gennamaci. Si rifà alla tradizione costruttiva nord europea, in particolare il castello di Wartburg a Eisenach in Germania. L'ex ospedale di Giuseppe Dessì. L'ex ospedale di Gurtoso. Guardate, non ci posso credere. Vedete com'è questa foto? Come doveva essere l'ospedale? Qui dove ci passavano tutti le carrozze con i cavalli, dove portavano le persone ferite, le persone ammalate. Queste tendine ancora Le tendine degli anni, che anni è? primi del Novecento. Gli anni dei tempi del Novecento. Primi anni del Novecento. I primi anni. Certo. Guardate. Vedete qualcosa dentro, ragazzi? Allora, nel 1901 Vedete qualcosa? Ditemi tutto perché io non posso vedere. e
quella di Pertusola inizia la costruzione del nuovo ospedale che fu ultimato nel 1902, primi del Novecento. Che stile! I primi del Novecento, l'ospedale vecchio! Nel 1907 il fabbricato ospedale fu ampliato e completato con gli alloggi per il medico e il farmacista. Questa struttura fu una delle prime opere sociali realizzate nel nostro territorio dalle società minerarie. L'opera risultò indispensabile per i frequenti incidenti in miniera e per le malattie professionali che colpivano i lavoratori, oltre che per sopperire all'assenza di strutture pubbliche di tutela della salute. Con la cessazione dell'attività nella miniera di Gurtoso, l'immobile è rimasto in stato di abbandono fino a quando il comune di Arbus non ha attuato un intervento di ristrutturazione per un suo riuso a fini ricettivi. Che bello! Venite qui in Sardegna a visitare il mio mondo! Venite, let's go! Il gattino! Un gattino c'è! Non l'ho visto. E lì cosa c'è? La benzina. Ah sì, può essere. Un benzinaio. Sì, forse davvero erano le strutture tipo antiche di... La benzina degli anni 900! può essere. Per gli scherzi può essere. Oh, però questa come si chiama? L'autoclave funziona. Questo qua, ma sì. No, è l'Enel quello. Sì. L'Enel. È la... Bene. Ragazzi, adesso andiamo al pozzo. No, non al pozzo, al tunnel. Andiamo, dai. Andiamo a scoprire se ci sono Batman, la famiglia di Batmini, se c'è Lucifero, il diavolo e i fantasmi. Vediamo poco a poco, andiamo, let's go. Beh ragazzi, siamo tornati. Purtroppo non siamo riusciti a trovare quel tunnel che stavo cercando, perché si è fatto molto tardi e quindi noi abbiamo un certo orario che dobbiamo essere di nuovo a Cagliari e quindi finisce qui questa sperimentazione. Beh ragazzi, io spero il video che vi sia piaciuto, mettete un bellissimo like sul mio canale, iscrivetevi Andrew Peppe, investigatore Sardegna, e ci vediamo alla prossima produzione. Ok ragazzi? Ci vediamo alla prossima ragazzi. Ciao, alla prossima, ciao, let's go!